La crisi tra Russia e Ucraina condiziona il mercato del gas e costringe la Germania a frenare sul progetto Nord Stream. Il confronto globale tra russi e americani in Bosnia-Erzegovina rinfocola i tentativi secessionisti dei nazionalisti serbi. L'investimento di un gruppo industriale italiano ha rilanciato il sito siderurgico di Calarași in Romania. La cantante Dua Lipa e la giovane sciatrice Chiana Crieziu, immagini positive del Kosovo nel mondo. Il mito di Theodorakis, il geniale musicista scomparso in settembre, rimane nel cuore del popolo greco. La tensione tra la Federazione Russa e l'Ucraina rimane alta. Il Cremlino non ha ritirato le divisioni schierate nell'ovest del paese e in Bielorussia. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno fornito armi all'Ucraina e annunciato l'invio di truppe nei paesi dell'Europa orientale che fanno parte della NATO. L'Europa procede in ordine sparso. Polonia, Paesi Baltici, Slovacchia, Repubblica Ceca, ma anche l'Olanda chiedono fermezza. Macron ha tentato una mediazione. La Germania del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz è prudente, una posizione prodotta anche dalla dipendenza della Germania dal gas russo. Si discute di Nord Stream 1 e 2, gasdotti che attraversando il Baltico portano il metano direttamente dalla Russia in Germania. Secondo l'analista italo-tedesco Lorenzo Monfregola, la Germania non può rinunciare a questa fonte di energia. Il progetto Nord Stream è un progetto che ha una valenza strategica per la Germania in questo momento, soprattutto in una fase in cui con l'abbandono del nucleare e con l'abbandono prossimo del carbone, la Germania nei prossimi anni, durante l'Energiewende, cioè il passaggio energetico verso una dipendenza totale dalle fonti rinnovabili, avrà una fase in cui avrà bisogno di tantissimo gas. E il 90% del gas tedesco è importato e la metà di questo 90% circa viene dalla Russia. Quindi avere un'opzione in più di un gasdotto che collega direttamente la Russia con la Germania strategicamente è molto importante per l'economia tedesca. Scholz ha più volte invitato Mosca e Kiev a trovare una soluzione negoziata della crisi. La Germania, insieme alla Francia, sono impegnate nella mediazione per trovare una soluzione diplomatica per il reintegro pacifico delle regioni filorusse del Donbass nello Stato ucraino. La Germania agli ucraini ha promesso aiuti finanziari, ma non forniture di armi. Scholz poi, a differenza di altri leader occidentali, è stato sempre molto prudente nei confronti di Putin. Il governo Scholz ha ereditato dal governo Merkel una situazione abbastanza complicata. Il governo Scholz è diviso fra una SPD socialdemocratica più aperta verso Mosca e i Verdi che sono tendenzialmente più neoatlantisti e combattivi verso Mosca. Molto dipenderà da quello che succederà anche alle elezioni in Francia e delle evoluzioni che ci saranno a Washington, ma sicuramente Scholz avrà molto da lavorare in una situazione molto complessa nei prossimi anni sul dossier Russia. È ipotizzabile una postura più proattiva di Scholz nei confronti del Cremlino? Nel momento in cui la Russia davvero mettesse piede in Ucraina massicciamente per la seconda volta, allora la Germania diventerà a tutti gli effetti un paese attivamente della NATO e non ci sarà più questo spazio di de-escalation da parte di Berlino con Mosca. Ma finché le cose rimangono così, la Germania sarà sempre il paese che cercherà di limitare l'escalation e cercherà di mantenere sotto controllo una situazione molto difficile. Attraverso Nord Stream 1 viene trasportato il 40% del gas in arrivo in Europa. La condotta è stata raddoppiata con Nord Stream 2. Questo gasdotto è stato completato da Gazprom in autunno, ma le autorità tedesche, per opportunità diplomatica, non hanno ancora concesso il nulla osta per l'uso dell'impianto. I'm here because leaders here are attempting
Sono qui perché i leader stanno tentando di seminare divisioni e non sono sufficientemente concentrati sulle sfide che riguardano la vita delle persone comuni, che vogliono semplicemente vivere in libertà, dignità e sicurezza. Il presidente Milorad Dodik, membro della presidenza serbo-bosniaca in particolare, ha creato un clima di tensione, vulnerabile a errori di calcolo e a rischio di escalation. One that is vulnerable to miscalculation and the risk of escalation. Va diretta al punto Samantha Power nella sua visita ufficiale a Sarajevo. Alle domande dei giornalisti, l'amministratrice dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale annuncia l'inasprimento delle sanzioni americane verso la Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina. Le voglie secessioniste coltivate da Dodik, ben accolte dalla Serbia, sembrano corroborate dalla crisi ucraina e dal rafforzamento dell'asse russo-cinese. Tra le nuove sanzioni imposte dal Dipartimento del Tesoro statunitense è finita nel mirino l'emittente Alternativna Televizija, piegata, sostiene Washington, a rafforzare la propaganda nazionalista anche in vista delle prossime elezioni d'autunno. Corruzione e destabilizzazione per l'amministrazione Biden sono una minaccia per l'intera regione. Da parte sua Dodik accusa gli americani di manovre a favore dell'altra metà della Bosnia-Erzegovina, la federazione che unisce bosniachi e croati. La nostra risposta è molto chiara. Quelle sanzioni sono rilevanti per loro, ma del tutto irrilevanti per noi. Per riflesso, stanno tornando alle vecchie abitudini e stanno cercando di modellare la situazione in Bosnia, ma quei giorni sono finiti. The actions taken today by the US government. Sanzioni necessarie a combattere la corruzione endemica che mina il potenziale di questo paese. L'intervento dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Bosnia, Nick Nelson, dopo che una serie di atti del presidente serbo-bosniaco hanno fatto schizzare la tensione nella zoppicante repubblica tripartita. Il ritiro dei funzionari serbi da esercito, amministrazione fiscale e magistratura. Il rifiuto del provvedimento che vieta la negazione del genocidio dei bosniaci, il più tristemente noto, quello di Srebrenica. La parata con blindati, elicotteri e agenti armati per celebrare i 30 anni della nascita della Repubblica Srpska che innescò il conflitto etnico. Una crisi a cui gli Stati Uniti, mediatori e garanti della pace di Dayton, dopo la guerra civile che tra il 1992 e il 1995 insanguinò il territorio dell'ex Jugoslavia, guardano con grande preoccupazione. E non sono gli unici. Minacce alla pace e timori di un prossimo possibile conflitto sono avvertiti anche a Strasburgo, dove 4 gruppi del Parlamento europeo chiedono un cambiamento della strategia di pacificazione dell'Unione nei confronti del componente serbo. Ad esempio, riconsiderare il congelamento di finanziamenti diretti e indiretti, anche quelli indirizzati alla politica di preadesione. È la portavoce della Commissione europea a ricordare che l'Unione dispone di un quadro sanzionatorio verso chi minaccia la Bosnia-Erzegovina, le Nazioni Unite e la pace di Dayton. Solo i progressi nelle riforme possono garantire che l'assistenza dell'Unione Europea, anche nell'ambito del piano economico e di investimento, continui ad essere fornita e la Bosnia-Erzegovina rischia di perdere una quantità significativa di assistenza se non si interviene. Un gruppo di migranti è morto congelato nei pressi del confine tra la Grecia e la Turchia. Il Ministero dell'Interno di Ankara ha comunicato che i migranti sarebbero stati respinti dalle guardie di frontiera greche verso la Turchia, mentre tentavano di entrare illegalmente in Grecia. Le autorità turche hanno trovato un gruppo di 22 migranti, a cui erano stati sottratti vestiti e scarpe nei pressi del valico di Ipsala. 12 di loro sono morti per ipotermia. Strutture derelitte, capannoni silenziosi e quel che resta del vecchio combinatul di Kalarashi, la testimonianza del fallimento del progetto dell'ex dittatore Ceausescu, che negli anni 70 avrebbe voluto fare di una delle zone più depresse a sud-est della Romania un importante centro di produzione di acciaio. Qualche anno fa delle imprese italiane hanno fatto ripartire alcuni impianti arrugginiti. 28 dei 650 ettari di superficie sono stati acquisiti nel 2007 dalla Donalam, del gruppo Beltrame, che a Kalarashi produce 170.000 tonnellate all'anno di barre di acciaio di qualità, con un fatturato di circa 100 milioni di euro.
La prima volta che sono arrivato qui era completamente un altro paese, parliamo del 99, non c'erano strade asfaltate, oggi siamo arrivati tramite autostrada, prima era tutto non asfaltato, ci mettevano 5 ore ad arrivare. Nei passati anni sono arrivate diverse attività industriali e realtà industriali europee che hanno ridotto il livello di disoccupazione nella regione di Kalarashi e ha permesso anche ad aumentare il prodotto lordo e quindi se avete modo di fare un giro per la città vedrete comunque una città che è in netto miglioramento rispetto anche a 10 anni fa. Questo è il cuore dell'azienda, qui viene riscaldato il nostro semiprodotto, la nostra materia prima, viene portata a temperatura di circa 1200-1300 gradi e viene deformata plasticamente, quindi diamo la forma poi al nostro prodotto finito. Noi la tramutiamo appunto in barre tonde. Il 40% dell'acciaio viene esportato in Germania, il 30% in Italia e il 10% rimane in Romania. Nel 2020 la Donalam ha avviato un progetto di ammodernamento per ridurre del 40% l'uso del gas ormai sempre più caro e di conseguenza anche le emissioni, un investimento di 11,3 milioni di euro. Dopo 12 anni e qualcosa più di 100 milioni investiti, è uno stabilimento che è il leader europeo nel settore delle barre in qualità di media e grande dimensione. La Donalam è oggi tra i principali investitori italiani in Romania, dove l'Italia resta il secondo partner commerciale dopo la Germania e il primo paese per numero di aziende. C'è però il problema del reperimento della manodopera specializzata, perché tanti romeni preferiscono i lavori stagionali all'estero. Da questo punto di vista ovviamente le politiche della Romania devono essere rivolte a cercare di far rientrare questa manodopera relativamente specializzata, perché il Paese comunque ha delle importanti prospettive di crescita, vediamo che c'è una crescita significativa di circa il 6% all'anno e quindi le prospettive per un rientro di questi lavoratori ci sono tutte. La Donalam sta investendo molto nella formazione e specializzazione del personale interno e pare che i 320 dipendenti, quasi tutti della zona, stiano rivalutando i vantaggi di un lavoro vicino a casa e per un'azienda che, portando innovazione, sta contribuendo a ridare nuova vita ad un complesso industriale in degrado da anni. A 17 anni Chiana Criesiu vive il suo sogno olimpico. È la prima partecipante kosovara alle Olimpiadi invernali. Gareggia nello sci alpino a Pechino 2022. Tutto il paese balcanico, 1.800.000 abitanti, fa il tifo per lei e per l'altro rappresentante della nazione, Albin Tahiri, sempre nello sci alpino. Il modello cui fanno riferimento è nel judo, sport che ha portato al Kosovo ben 3 medaglie d'oro agli ultimi 2 giochi estivi, le prime della storia. A Majlinda Kelmendi a Rio 2016 hanno fatto seguito Distria Krasniqi e Nora Jakova a Tokyo. Provengono tutte e 3 dalla stessa palestra di Peja, con lo stesso allenatore, Driton Kuka. Dal piccolo spazio che avevamo visitato 3 anni e mezzo fa, si sono spostate a settembre nel nuovo centro nazionale, finanziato dal governo. Costruito sempre a Peja, dove Majlinda Kelmendi, che si è appena ritirata, oggi allena. Questo successo è merito delle atlete e dei loro allenatori, ma è anche una chiara dimostrazione che se ai giovani del Kosovo viene data un'opportunità, la sapranno sfruttare. E il judo, come il cinema e la musica, sono un chiaro segno di come il Kosovo sia un paese giovane e piccolo, ma con un potenziale enorme che gli permette di competere con il resto del mondo. Noi come governo stiamo facendo la nostra parte per sostenere i nostri talenti. Per quanto riguarda il judo, stiamo lavorando a stretto contatto con la federazione per trasformare questa disciplina in un elemento identificativo della nostra nazione. We will be branding Kosovo as a judo nation. Hayrullah Ceku è il ministro della cultura, dei giovani e dello sport in un momento particolarmente felice per il Kosovo, oltre che per il judo, anche per il cinema e la musica. If you wanna believe that anything could stop me, it makes me
Dua Lipa, kosovara cresciuta a Londra, è ormai una pop star internazionale, ulteriormente consacrata dalla recente collaborazione con Elton John, e mantiene i legami con la sua terra di origine organizzando il Sunny Hill Festival nella capitale Pristina, manifestazione che tornerà a svolgersi dopo 2 anni di stop causa pandemia. Nel cinema sta emergendo invece una nuova generazione di giovani registe, capitanata da Blerta Basciolli, il cui film Hive è stato inserito nella short list per il miglior film straniero ai prossimi Oscar. Le nomination finali saranno proclamate l'8 febbraio. This gives us additional impetus. Questo ci dà un ulteriore impulso ad investire nel cinema. Molte nostre registe sono donne ed è un'ottima notizia. Le istituzioni sono dalla loro parte per sostenere finanziariamente le loro opere, ma anche per attirare investimenti da produzioni estere per girare nel nostro paese. Direct investment in film production in our country. Una nuova legge sul cinema è prevista quest'anno, così come sono previsti nuovi investimenti nella formazione musicale nelle scuole. Negli ultimi mesi del 2021 è nata anche la Kosovo State Opera, organismo che raccoglie in un unico cappello istituzionale la filarmonica con l'orchestra e il coro e il balletto nazionale. But from now on we will have a new institution. Da adesso abbiamo un'istituzione che ci permetterà di dare maggiore spazio ai nostri artisti, una programmazione regolare e presto anche un teatro d'opera nazionale. The Kosovo Opera House. Se il grande pubblico lo ha conosciuto per la colonna sonora del film Zorba il Greco, geniale reinvenzione creativa del Sirtaki, nel Conservatorio di Atene gli studenti intonano le canzoni scritte da Mikis Theodorakis contro la guerra. Questa è Tis Vikionisis Iye Noite, il solo ideale della giustizia. Il più grande compositore greco contemporaneo, morto ad Atene all'età di 96 anni il 2 settembre dello scorso anno, protagonista della resistenza ellenica contro i nazisti, fu catturato e torturato. Dopo la liberazione continuò i suoi studi al conservatorio. Chi pensa musica pensa a Theodorakis. I giovani che vogliono studiare musica non possono non aver ascoltato Theodorakis. Per quest'anno accademico il Conservatorio ha introdotto un corso di studio obbligatorio dedicato alle composizioni per pianoforte del grande maestro. Philippos Chalauris non è solo il rettore del conservatorio, è un compositore chiamato dal grande maestro per arrangiare 3 delle sue opere giovanili, spartiti incompleti, tra questi Massa, String Quartet No. 4. Era una persona dalla creatività inquieta, dotato di una grande sensibilità non solo artistica. Era interessato all'essere umano, legato alla memoria del passato. L'inventiva musicale è storia e folklore, recupero della cultura profonda della Grecia. Questo senza mai abbandonare la lotta politica. Nell'archivio del conservatorio pagelli, quaderni con gli esercizi, diplomi, le partiture affollate di appunti, le correzioni del professore, l'inclinazione per l'opera classica, la scelta della musica popolare e l'impegno politico contro i regimi del dopoguerra che lo perseguitavano. Το επίπεδο λοιπόν είναι πολύ ψηλό. Aveva altissimi voti in armonia, composizione e contrappunto, ma il suo non era solo talento, era uno studente che lavorava molto, meticoloso, metodico, dava molta importanza allo studio. Della casa del centro di Atene amava la vista dall'ultimo piano, il cuore è ritornato a Chiola, Mataisola Natia. Nella biblioteca musicale nel Megaron l'archivio completo. Il padre cominciò a conservare le bozze del suo talento dall'età di 5 anni. Costumi, dischi, spartiti per teatro, balletto, cinema. Una vita ispirata alla libertà, racconta Betty Arlafti, conosciuta in Grecia e all'estero per la stretta collaborazione con il compositore greco, definita la voce di Mikis Theodorakis della generazione più giovane.
και έδινε πολύ μεγάλη ελευθερία στον ερμηνευτή. Lo ascoltavo da piccola, quando mi ha invitato a cantare nei suoi concerti è stato un sogno diventato realtà. Amava molto i giovani, desiderava trasmettere la sua conoscenza. Ricordo le sue parole: il solo modo per vincere la morte è creare arte. Είναι να δημιουργείς τέχνη.